Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Il punto da capire in fondo è tutto lì. Grande Fratello oppure no? Dici intelligenza artificiale, spesso pensi a un futuro angosciante, disumano, senza speranze, in cui i robot conquisteranno il mondo, in cui gli umani conteranno sempre meno, in cui i lavori si ridurranno, in cui le macchine inevitabilmente prima o poi prenderanno il sopravvento di noi, rendendoci la vita semplicemente impossibile. Dici intelligenza artificiale, spesso pensi a un futuro pieno di incognite, di dubbi, di paure, di terrore, ma c'è un ambito all'interno del quale da molti anni ormai l'intelligenza artificiale è riuscita a poco ad affermarsi non come una minaccia per l'umanità, ma come un'opportunità straordinaria, come un terreno formidabile per far coesistere insieme lavoro manuale e artificiale, intelligenze naturali e intelligenze non naturali, e quell'ambito è legato a un mondo affascinante che è quello della sanità. Sono Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e questa è La Velocità del Cambiamento, un podcast realizzato in esclusiva per Intesa San Paolo On Air. Il mercato globale dell'intelligenza artificiale nel mondo della sanità è stato valutato intorno ai 19,27 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che arriverà ai 188 miliardi di dollari entro il 2030. L'America ha speso 4,5 trilioni di dollari per l'assistenza sanitaria nel 2022, è un giro d'affari incredibile. Gli economisti ritengono che la tecnologia sia stata responsabile tra il 25% e il 50% della crescita della spesa sanitaria nei paesi OCSE negli ultimi 50 anni. Nel 2022 un rapporto di McKinsey ha sostenuto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per prevedere i risultati diagnostici e supportare le decisioni cliniche potrebbe arrivare a creare nei prossimi anni circa 5 miliardi di dollari di valore economico solo in Cina. Secondo la School of Public Health di Harvard, anche se ancora presto ovviamente per questo utilizzo, l'uso dell'intelligenza artificiale verrà ancora di più implementato per diagnosi e potrà ridurre i costi di trattamento fino al 50% e migliorare alcuni risultati sanitari del 40%. E ancora, entro la fine del 2027 si prevede che la dimensione del mercato dell'intelligenza artificiale nella scoperta dei farmaci sarà pari a 4 miliardi di dollari. A febbraio 2023 le applicazioni di intelligenza artificiale approvate dalla Food and Drug Administration statunitense erano circa 500. Il 19 ottobre dello stesso anno erano già arrivate a 700. La Food and Drug Administration ha approvato per la prima volta l'uso dell'intelligenza artificiale per scopi medici già nel 1995. Da allora, nei successivi anni, sono stati approvati solo altri 50 algoritmi, dal 95 fino ai 18 anni successivi. E poi, tra il 2019 e il 2022, sono state approvate altre 300 sperimentazioni fatte con intelligenza artificiale, mentre 178 hanno ottenuto l'approvazione della FDA solo nel 2023. Dei 521 approvati fino a gennaio 2023, 392 casi erano legati alle evoluzioni della radiologia. La maggior parte di questi sono correlati all'imaging medico, all'analisi di immagini e video sanitari e alle diagnosi. Si dirà, facile a dirsi a livello astratto, ma nel concreto cosa vuol dire che l'intelligenza artificiale può aiutare a migliorare il nostro mondo quando si parla di sanità? Nel concreto significa questo. Significa offrire supporto alla diagnostica, supporto alle decisioni strategiche, supporto alla realizzazione di nuovi medicinali. Significa lavorare affinché l'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore sanitario migliori le terapie sui pazienti, riduca gli errori scientifici e renda più competitiva di oggi l'assistenza generale.
In tutto il mondo già oggi circa il 40% dei settori sanitari utilizza regolarmente alcune tecniche di intelligenza artificiale, ma c'è qualche esempio concreto che ci può far capire come l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare a risolvere alcuni problemi del mondo della medicina, anche nel futuro. Ad aprile del 2024 la rivista Forbes si è posta questa domanda. Cosa si può fare di concreto per far sì che l'intelligenza artificiale possa essere un aiuto vero, reale, prossimo e concreto al nostro mondo quando si parla di sanità? Forbes ha suggerito di rispondere a questa domanda ambiziosa iniziando da un tema particolare, la scoperta di nuovi farmaci. Nel febbraio del 2022 una famosa società che si chiama In Silico Medicine ha avviato la prima sperimentazione umana per un farmaco antifibrotico per la fibrosi polmonare idiopatica, una malattia che causa l'irrigidimento dei polmoni e rende difficile la respirazione. La molecola è stata scoperta dall'intelligenza artificiale e prende di mira un nuovo meccanismo biologico scoperto anch'esso con l'intelligenza artificiale. Il processo di sperimentazione è durato 30 mesi, un periodo considerevolmente più veloce rispetto a quello abituale. Un secondo campo importante individuato da Forbes è quello delle radiografie. Uno studio pubblicato su Nature Medicine, ripreso anche dall'Economist nel 2023, ha spiegato come applicare un modello di intelligenza artificiale alle scansioni per lo screening del cancro ai polmoni. Il modello di intelligenza artificiale non solo si è rivelato estremamente accurato nel rilevare il cancro in fase iniziale, ma ha funzionato in alcuni casi anche meglio dello screening dei radiologi. Un terzo campo di applicazione da studiare per capire quali sono le potenzialità minime nel presente e nel futuro quando si parla di intelligenza artificiale è il campo che riguarda le cartelle cliniche. Può sembrare una piccola innovazione, ma la possibilità che vi sia una proliferazione dell'intelligenza artificiale ambientale, una nuova tecnologia in grado di ascoltare gli incontri tra paziente e medico e creare delle bozze di note automatiche, potrebbe aiutare i medici a dedicare durante una visita ancora più spazio ai pazienti, lasciando fare alla macchina quello che solitamente fa il medico con le sue mani, cioè scrivere. I programmi di intelligenza artificiale vengono applicati a pratiche quali la diagnostica, lo sviluppo di protocolli di trattamento, lo sviluppo di farmaci, la medicina personalizzata, il monitoraggio e la cura dei pazienti. Ciò che differenzia la tecnologia dell'intelligenza artificiale dalle tecnologie tradizionali del settore sanitario è la capacità di raccogliere dati più grandi e diversificati, di elaborarli e di produrre un output ben definito per l'utente finale. L'intelligenza artificiale applicata al mondo della medicina può offrire numerosi benefici. Può aiutare a eseguire esami diagnostici, come detto, più precisi e interventi chirurgici a distanza più complessi rispetto al passato. Può fornire poi un supporto personalizzato nei dispositivi di riabilitazione e nelle protesi avanzate. Gli esperti dicono che il passaggio dall'assistenza sanitaria reattiva alla gestione sanitaria preventiva richiede che la biologia e la tecnologia si uniscano per creare strumenti tecnologici più intelligenti e procedure meno invasive e processi più personalizzati. E tutto questo con l'intelligenza artificiale sarà sempre meno difficile. Ma proviamo a capire ancora meglio di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando qui di sistemi che aiutano tecnici e operatori sanitari a scompattare i dati dei pazienti e a cercare soluzioni anche ai problemi più complessi. All'Università della Virginia negli Stati Uniti, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per aiutare a identificare i farmaci che riducono al massimo le cicatrici. I ricercatori dell'Imperial College di Londra stanno lanciando, proprio in questi mesi, nel 2023 e nel 2024, stetoscopi basati sull'intelligenza artificiale offerti ai medici di base di tutto il paese. Dal punto di vista industriale, le iniziative legate all'intelligenza artificiale si stanno sempre di più spingendo verso servizi all'interno dei quali vi è un tipo di intelligenza artificiale sanitaria che viene creata per consentire la diagnosi precoce di alcuni problemi. Q.AI è una società che si occupa, per esempio, della diagnosi precoce del cancro ai polmoni. Altre storie interessanti esistono? Ma certo, e senza andare a cercare nell'ambito dello strano vero,
Può essere utile raccontare per esempio l'esperienza famosa del centro di comando del Johns Hopkins Hospital di Baltimora negli Stati Uniti, che ha reso il trasferimento dei pazienti da una sede all'altra del 60% più veloce, riducendo i tempi di attesa per le cure di emergenza del 25% e riducendo ancora l'affollamento nei letti post-operatori del 70%. Il tutto grazie a un centro di controllo capace di raccogliere flussi di informazioni in tempo reale in arrivo dai sistemi dell'ospedale, miscelando algoritmi avanzati in grado di aiutare il personale a prevedere e risolvere criticità nella somministrazione di cure, a suggerire azioni che consentiranno una più veloce e più sensibile cura dei pazienti e una migliore allocazione delle risorse. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale. Un'altra visione del futuro guidata dall'intelligenza artificiale prevede di trovare delle tecniche e delle strategie utili per far arrivare negli ospedali solo le persone che ne hanno bisogno e provando a portare in alcuni casi gli ospedali direttamente a casa delle persone che ne hanno bisogno. La Gran Bretagna, che ha un numero relativamente basso di letti ospedalieri, adotta da tempo con entusiasmo alcuni reparti virtuali che consentono ai pazienti di essere trasferiti dall'ospedale per riprendersi a poco nelle proprie case con l'aiuto di dispositivi di monitoraggio come dei tablet e come dei misuratori di pressione sanguigna. Nel 2023 la Gran Bretagna ha raggiunto i 10.000 posti letto nei reparti virtuali. L'intelligenza artificiale applicata alla sanità è anche un tema che sfiora però la geopolitica. E per capire i conflitti economici del futuro e per inquadrare dunque la velocità del cambiamento, occorre dare uno sguardo a quelle che sono le coordinate dell'intelligenza artificiale nel mondo della sanità. Facciamo un rapido giro del mondo. Gli Stati Uniti, è ovvio, sono una delle principali sedi internazionali nell'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario e oltre la metà dei brevetti depositati in questo campo si trova qui. Il mercato europeo è in crescita ma è ancora piccolo e ha raggiunto i 5,8 miliardi di dollari nel 2023. Cifre simili le si trovano nel mondo asiatico che si affaccia sul Pacifico e qui i valori degli investimenti nel settore sfiorano i 6 miliardi. Il mercato più importante dell'Asia è ovviamente la Cina, con il 15% del totale contro il 3% del Giappone. Ma il dato che meglio spiega quali potrebbero essere i nuovi equilibri mondiali su questo fronte è quello che arriva dal Medio Oriente, dove si prevede che il mercato sanitario, triangolando con il mondo dell'intelligenza artificiale, raggiungerà un valore spaventoso, 535 miliardi di dollari, entro il 2025. La storia moderna dell'intelligenza artificiale applicata alla sanità prevede anche altri ambiti di applicazione importanti. Per gli interventi meno invasivi, per esempio, vi sono robot abilitati all'intelligenza artificiale che possono essere utilizzati per lavorare attorno a organi e a tessuti sensibili e che possono aiutare a contribuire a ridurre la perdita di sangue, a ridurre il rischio di infezioni e a ridurre il dolore post-operatorio nei pazienti. Uno dei campi dell'assistenza sanitaria più interessanti e più in rapida crescita è proprio la robotica, dove gli sviluppi spaziano dai robot infermieri, ai robot chirurgici, ai robot disinfettanti e agli esoscheletri. L'Europa ha già visto portare avanti il primo intervento chirurgico con l'ausilio di un esoscheletro e grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, un uomo tetraplegico è riuscito a controllare un esoscheletro con il cervello. Wired ha raccontato bene come funziona questa tecnologia. Gli scienziati dell'Università di Grenoble hanno sviluppato una tuta robotica che può ospitare un paziente tetraplegico che ne controlla gambe e braccia con il pensiero. La persona in questione ha potuto trasmettere i comandi grazie a 2 impianti cerebrali sopra la corteccia motoria, 2 piastre con 64 piccoli elettrodi impiantati sopra la dura madre, quindi non direttamente nel cervello per cercare di scongiurare delle gravi infezioni. Queste piastre raccolgono l'attività cerebrale dell'uomo e le trasmettono via wireless a un computer. Raphael Sonnegarten, membro del consiglio di amministrazione dell'Alleanza per l'intelligenza artificiale, ha usato una frase illuminante per inquadrare il tema di cui stiamo parlando. La mia visione dell'intelligenza artificiale è che questa farà ciò che i computer fanno davvero bene e consentirà agli esseri umani di fare ciò che gli esseri umani dovrebbero fare davvero bene. Questo vuol dire, per continuare il ragionamento, capire che la portata del cambiamento che l'intelligenza artificiale potrebbe apportare all'assistenza sanitaria non ha solo un impatto sui pazienti, ma anche su milioni di persone impiegate nel sistema sanitario che alla fine determineranno la sua più ampia adozione
Il punto culturale del rapporto tra sanità e intelligenza artificiale in fondo è anche questo. Le recenti scoperte nella tecnologia dell'intelligenza artificiale si stanno scontrando con un sistema sanitario che è molto resistente al cambiamento in alcuni casi, in gran parte questo a causa della pesante regolamentazione e dei tantissimi milioni, miliardi, trilioni di dollari in gioco. In gran parte si capisce il problema, c'è un personale molto preoccupato dalla possibilità che l'intelligenza artificiale possa sostituire nel futuro il lavoro dell'uomo. Ma sarà davvero così? Molto difficile da dire. Quello che è più facile da dire è che quando c'è un settore che matura, che esplode, che emerge, che si impone, ci sono ovviamente anche interessi dei privati che giustamente si affermano e che provano ad aiutare il pubblico a trovare le risorse giuste e le idee giuste per guardare al futuro con ottimismo, anche provando ad indicare una direzione giusta per far sì che le trasformazioni possano aiutare non solo a distruggere alcuni lavori, ma anche a creare degli altri. Attorno al mondo dell'intelligenza artificiale applicata alla sanità ci sono le grandi aziende tecnologiche e tutte hanno alcune divisioni dedicate a questo settore e tutte hanno stanziato milioni e milioni di dollari per acquisire in questi mesi, in questi anni, alcune aziende più piccole che hanno una forte competenza sull'intelligenza artificiale e sul suo utilizzo nell'ambito sanitario. Aziende come BMW, General Electric, Tesla, Toyota e Volvo hanno tutte delle aree in cui si occupano di trovare dei modi per apprendere le statistiche vitali di un conducente di un'auto e assicurarsi che sia sveglio, che possa prestare attenzione alla strada e che non sia sotto l'influenza di sostanze o stupefacenti. Le auto che si occupano della salute di chi guida, non è così male, no? All'inizio del 2023 Google ha annunciato che stava espandendo l'uso dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria per aiutare i medici a individuare precocemente le malattie e rispondere alle domande mediche dei pazienti. A metà del 2023 è stato rivelato che Microsoft ha stretto una partnership con Duke Health per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale volti a migliorare le esperienze di assistenza sanitaria per operatori e pazienti. Nel 2022 Amazon a sua volta ha iniziato ad aprire nuove sedi per fornire delle cure primarie. L'ho fatto con la One Medical, che è una piattaforma che offre assistenza virtuale H24. Oltre al suo software, One Medical non offre soltanto delle cartelle cliniche virtuali, ma può contare anche sulla rete di medici e su alcune sedi non virtuali ma reali, dove Amazon, tramite questa società, gestisce addirittura delle cliniche. Grazie alle app e alle funzionalità su iPhone e Apple Watch, Apple ha invece monopolizzato una parte del mercato, consentendo agli utenti di monitorare quotidianamente la propria salute e la propria forma fisica attraverso alcuni orologi, ma Apple spera di espandersi anche nel campo della comunicazione dei dati tra medici e pazienti. Medici che dialogano con i pazienti attraverso un orologio, anche qui niente male, no? L'apporto che l'intelligenza artificiale può offrire al mondo della medicina attraverso la cosiddetta tecnologia indossabile è forse una delle rivoluzioni più interessanti che vi sono in corso in questo ambito. La rivoluzione degli smartphone, lo sapete, lo avrete forse provato, lo avrete testato, ha reso l'assistenza sanitaria personalizzata una realtà per milioni di persone, contribuendo in qualche modo a democratizzare l'accesso all'assistenza sanitaria in tutto il mondo. Si stima che entro il 2025 il settore della telemedicina varrà circa 520 miliardi di dollari in tutto il pianeta. Obiettivo: abbattere le barriere geografiche e migliorare l'accesso a cure di qualità per le comunità più vulnerabili e nelle aree più remote. L'intelligenza artificiale in questo campo può aiutare nella cura dei pazienti a distanza, monitorando le loro informazioni attraverso alcuni sensori. Un dispositivo indossabile può consentire il monitoraggio costante di un paziente e la capacità anche di notare cambiamenti che potrebbero essere meno distinguibili dagli esseri umani. Strumenti come i sensori ambientali e personali possono identificare le attività regolari di una persona e avvisare un assistente se un comportamento o un valore vitale assume delle caratteristiche non normali.
A inizio 2024 poi Luxottica ha presentato un nuovo modello di occhiali con cui provare a compensare i deficit acustici moderati senza avere alcun bisogno di mettere un apparecchio acustico. Si tratta di alcune lenti acustiche che amplificano le voci provenienti da dove sta guardando l'utente. In futuro, questo è il progetto, attraverso le lenti degli occhiali e grazie all'intelligenza artificiale sarà possibile anche monitorare l'occhio per capire in tempo reale quali sono le nostre condizioni di salute e avere poi a disposizione nel tempo l'andamento del nostro stato. Il punto da capire in fondo è tutto lì. Grande amico o grande fratello? Parlando del rapporto che c'è tra intelligenza artificiale e salute naturale, essere ottimisti forse si può. Vi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio della velocità del cambiamento, sempre su Intesa San Paolo On Air. Alla prossima puntata, grazie! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.